Sì, allora la nostra è un'attività storica della provincia di Padova, siamo nati come attività negli anni 40, nel 46 per la precisione, quando il nonno, il papà di mio papà, ha deciso di intraprendere un'attività molitoria legata alla nostra azienda agricola. Hanno iniziato l'attività due fratelli, mettendo insieme due macine a pietra che erano già all'epoca usate, due macine a pietra naturali che hanno acquistato da un mulino che era stato dismesso sul fiume Adige. Quindi abbiamo due macine a pietra che hanno già di per sé una storia importante alle spalle e sono il nostro tesoro. Da queste due macine è iniziata un po' l'attività, nel senso che si è cominciato a produrre farine, e l'attività poi ha avuto delle varie vicissitudini, nel senso che negli anni 70, con l'arrivo dei mulini industriali, attività artigianali di questo tipo hanno cominciato un po' alla volta a morire. Ci siamo adattati, abbiamo cominciato a macinare per uso zootecnico, quindi non più solo per uso alimentare, e così abbiamo fatto fino agli anni 90 sostanzialmente. Poi mio papà, aveva questo sogno di riprendere in mano la molitura, le macine, per l'uso per cui erano state messe in piedi, quindi per l'uso alimentare, e finalmente 5-6 anni fa abbiamo avuto la possibilità finalmente di ridare vita a questa attività artigianale che tanto ci stava a cuore. Siamo in un contesto storico importante, nel senso che la barchessa storica nella quale viviamo e lavoriamo, e dove abbiamo i mulini e anche il negozio, è una barchessa ottocentesca che serviva a una villa del 1500 di una famiglia padovana importanti, dottori. Stiamo cercando di ridare anche un po' vita a questo spazio che ha una storia importante alle spalle e che è stato anche un luogo importante per il paese dove noi siamo, che è Baone, a sud dei Colli Euganei. Il contesto storico è parte integrante quindi della nostra attività. Nei nostri obiettivi non c'è quello di stravolgere lo spazio dove siamo, ma anzi di rispettarlo profondamente, e quindi tutte le attività anche di ristrutturazione che abbiamo fatto, di rimessa in loco delle macine come erano un tempo, sono tutte attività che abbiamo fatto con profondo rispetto per il luogo dove siamo. Nei nostri obiettivi non c'è volontà di diventare una realtà industriale assolutamente, né di produrre quantità esorbitanti di farina, ma di mantenere la produzione di un prodotto di qualità profondamente legato alla terra, al territorio. Noi infatti maciniamo i grani di nostra produzione, fatti sui terreni della nostra azienda agricola, che è sempre qui a Baone, e quindi rimane questo forte desiderio di unire la tradizione, di mantenere intatta la tradizione, producendo un prodotto artigianale, però anche con l'ottica di guardare un po' il futuro e soprattutto capire quali possono essere, diciamo così, che cosa vuol dire, anzi meglio potrei dire così, che cosa vuol dire essere oggi un mugnaio, cioè quale potrebbe essere il mugnaio 2.0, come mi capita a volte di dire. Quindi non solo la produzione di un prodotto, ma anche attività legate a questo prodotto. Sto parlando sostanzialmente di fare attività didattiche, attività legate alla degustazione, profonde collaborazioni con tutto quello che è il mondo dell'enogastronomia del territorio, non solo la ristorazione, ma anche altri produttori o aziende agricole che producono in maniera artigianale e con le quali costantemente siamo in collaborazione e cerchiamo connessioni.